Siamo giunti alla quarta edizione della Fiera del Libro del territorio Olio Po. Quest'anno la location è il Torrazzo di Commessaggio, recentemente restaurato e praticamente adibito ad uso pubblico. La manifestazione d'altronde, quando è nata, doveva essere itinerante, poi magari per comodità i primi 3 anni è stata fatta nel sotterraneo del Palazzo Ducale di Sabbioneta. La manifestazione cresce di anno in anno, difatti quest'anno si sono aggiunti alcuni comuni del Cremonese e alcuni comuni rivieraschi del Po della provincia di Reggio Emilia. Quindi una partecipazione significativa di quanto il territorio produce dal punto di vista letterario, librario, perché non ci sono solo libri di storia locale, ma anche libri di autori del posto che scrivono romanzi. Addirittura c'è un giovane che ha 32-33 anni che è già al 4º romanzo e ha trovato anche un editore che di questi tempi non è poco. So che sono pochi i comuni cremonesi, anzi i comuni casalaschi, e qui c'è il rappresentante, il presidente della Proloco di Casalmaggiore. Casalmaggiore è un nome altisonante, Calvatone è un nome, è un paesino piccolino e quindi ecco, per noi è un'opportunità, è un paese piccolo che ha un'enorme storia, per cui sono manifestazioni di questo genere che aiutano anche noi, paesi piccoli, a farci conoscere. Ci ha fatto molto piacere partecipare a queste iniziative culturali e alla valorizzazione che viene data attraverso queste iniziative del nostro territorio, che porta a una maggiore conoscenza, anche a un maggiore affetto verso i luoghi in cui noi viviamo. Quello che a me così commuove è soprattutto il fatto che ancora sopravviva il libro, cioè il discorso del cartaceo in tempi di tecnologia, di app, di smartphone e di ebook, per cui io sono invece convinta che questo sia un patrimonio che non possa essere racchiuso all'interno di un'applicazione, perché comunque anche se parliamo appunto di editori che non hanno una risonanza nazionale, anche di autori che possono sembrare minore, in realtà questa è una microeditoria, una microstoria che è fondamentale per appunto preservare un patrimonio e soprattutto per studiare dei pezzi di storia, di vita, di tradizioni che non avrebbero altro modo per sopravvivere, per avere risalto, per cui sono comunque delle cose introvabili e che rappresentano appunto la nostra identità. La cultura dell'Olio Po è comunque una cultura importante, soprattutto per la gente come noi che ci è nata, quindi magari sono libri che non hanno questa grande vocazione, questa grande ridondanza a livello nazionale, ma sono sicuramente importanti per quanto riguarda la nostra storia personale, perché noi siamo persone dell'Olio Po e di questo ce ne vantiamo. La soddisfazione è che al momento dell'inaugurazione, anche se il tempo è stato inclemente, è venuta molta gente, quindi vuol dire che abbiamo debuttato con una manifestazione importante che interessava la gente. Questo era il nostro scopo e fino a qui l'abbiamo raggiunto e ne siamo felici. In concomitanza all'esposizione dei libri e quindi la vendita che tutte le associazioni che hanno partecipato mettono in mostra, abbiamo degli eventi collaterali che spiegheranno le ultime proprio produzioni letterarie da parte di queste associazioni.